canto numero 29. Sei fra noi, Signore, hai portato amore e libertà. Signore, sei vissuto nella povertà. Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La liturgia ci invita oggi a guardare alla Santa Famiglia di Nazareth. Dopo aver celebrato la nascita di Gesù, lo sguardo si posa sulla famiglia nella quale Gesù è stato accolto. Vogliamo anche noi orientare tutta la nostra attenzione a questa realtà per poter camminare secondo il progetto del Signore. E affidiamoci alla misericordia del Signore per la nostra pochezza umana e con profonda umiltà diciamo: pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E con gioia innalziamo l'inno della lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. In quei giorni fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te è il tuo erede. Poi condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Parola di Dio. Il Signore è fedele al suo patto. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A Lui cantate, a Lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi di suo nome. Isca il cuore del Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, senza sapere dove. Sara, fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa, come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Alleluia. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio
ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, legge di Mosè, Maria, il bambino Gesù a Gerusalemme, per presentarlo al Signore nella del Signore. Ogni maschio sarà sacro al Signore figlio in una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, dava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi, il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. A te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova ed ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui. La domenica dopo il Natale è dedicata alla contemplazione della Santa Famiglia di Nazaret, che diventa modello di ogni famiglia cristiana. E le letture che
introducono nel tema della famiglia, non a livello teorico, ma nel concreto. La prima lettura, come anche la seconda, è tutta incentrata su Abramo, la famiglia di Abramo, il padre della fede, il padre del popolo di Israele, da un profilo etnico e da un profilo di fede. E anche la famiglia di Abramo ha avuto le sue difficoltà, i suoi problemi. Il problema fondamentale è quello che Abramo non aveva figli da Sara. Dio però gli ha garantito che sarebbe diventato padre da Sara. Ma questa promessa di Dio ritarda ad adempiersi. E Abramo, abbiamo sentito, un po' si lamenta con il Signore. Signore, a me non hai dato figli, me li hai promesso, mi hai promessi questi figli, ma non me ne hai dati. Erede è un mio servo, un fiduciario, un bravo uomo, tutto quel che vogliamo, ma non è del mio sangue, non è vita della mia vita. E Dio gli dice no, avrai un figlio. E qui la grandezza di Abramo, la sua fede in Dio che lo ha garantito, avrai un erede. A tempo debito, ecco che la promessa. Nella seconda lettura, Abramo come l'esempio, il modello di fede, come anche Sara, modello di credente, modello di fede. Fede che significa fiducia, fidarsi di. Abramo si è fidato di Dio, si è affidato, la sua fede non è stata così inascoltata, la sua fiducia ha avuto il suo risultato. Il brano del Vangelo ci ha introdotto nella famiglia di Nazareth, la famiglia di Giuseppe, di Maria, Gesù. L'Evangelista Luca, nel descriverci questa famiglia, fa delle sottolineature particolarmente forti. All'inizio, e poi viene ripreso alla conclusione, presenta la famiglia di Giuseppe e Maria e Gesù come una famiglia obbediente alla legge del Signore. Che volontà del Signore si esplicita anche attraverso le disposizioni, la legge santa del Signore diventa del volere per il bene dell'uomo. Che si è fidato del Signore e legge a quel che, ma che ha ricevuto l'incarico di fargli da papà alla legge. Un'altra forma che l'Evangelo ci propone ed è dello Spirito che era disceso su Maria nell'Annunciazione, l'aveva resa madre del Figlio di Dio, del Verbo incarnato, madre di Gesù. L'azione dello Spirito Santo avvolge anche l'avvenimento della presentazione al Tempio, dei 40 giorni dopo la nascita. C'è l'anziano Simeone
l'anziana Anna, che sotto l'azione dello Spirito riconoscono chi è quel bambino. E Simeone lo proclama a tutti. E della proclamazione che Simeone fa è interessante il cantico che eleva a dell'anziano dalla storia di questo mondo. Ha atteso per anni quel momento, quell'incontro, quell'attesa a un compimento. Non gli una cosa ringrazia alla sua promessa. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la parola. Perché gli aveva promesso Dio che non avrebbe visto la morte senza aver contemplato con i suoi occhi il Messia. Quella promessa è compiuta. Dio è stato fedele alla parola che gli aveva rivelato. Egli si era fidato della parola di Dio. Ora lo proclama apertamente. Lascia che vada in pace secondo la tua parola, perché hanno visto la tua salvezza. Ecco qui che viene esplicitato il di quel bambino che egli tiene tra le un bambino così, ma il ruolo, il compito di quel bambino è unico. E quel bambino è unico nella storia della salvezza. E degli Simeone lo riconosce perché è santo. Egli è salvezza che tu hai preparato, ma non solo per Israele, per tutti i popoli, l'unità di Gesù. E viene presentata questa salvezza luce che rivela Dio agli uomini di Israele. Bambino pronto. È un discendente di Abramo, un discendente di David. Egli è la gloria di Israele, ma luce per illuminare tutti gli uomini. Questo è quanto proclama Simeone per quel bambino che Giuseppe e Maria portano al Tempio del Signore. Ma c'è un'altra parola che Simeone pronuncia. E questa seconda parola è in rapporto alla mamma di quel bambino. E qui noi possiamo cogliere un altro elemento interessante, importante. È la seconda annunciazione a Maria. La prima seconda annunciazione del Tempio. La prima annunciazione era in rapporto alla divina maternità di quel bambino del quale Dio le chiedeva la disponibilità. La seconda annunciazione è in rapporto ad una maternità ecclesiale. Questa maternità annunciata dal vecchio Simeone si troverà un rinnovo definitivo ai piedi della croce. Quando quel figlio che lei ora tiene tra le mani
tra le braccia, sarà appeso alla croce e l'ultima consegna, l'ultima che quel figlio farà: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quella maternità annunciata da Simeone, preannunciata sotto quell'immagine della spada che trapasserà l'anima, trova il compimento. Un passaggio qualitativo. Maria, la madre del Messia, del Signore, diventa madre della Chiesa, madre dei discepoli, madre nostra. È la consegna che il Signore ci ha fatto. Quella santa famiglia, quelle caratteristiche, quelle virtù proprie della famiglia di Nazareth, ora attraverso questo passaggio, questa annunciazione a Maria, diventa lo stile di vita delle famiglie dei discepoli di Gesù. Maria modello delle famiglie cristiane. Ogni famiglia cristiana che si radica sul sacramento del matrimonio ha un modello. La Santa Famiglia di Nazareth era avvolta dalla presenza della grazia dello Spirito Santo. Anche le famiglie cristiane, le nostre famiglie che si radicano nel sacramento del matrimonio, sono avvolte dall'azione santificante e vivificante dello Spirito Santo. Ecco la grande dignità della famiglia cristiana, che purtroppo oggi non è più tenuta in considerazione, perché ci sono altri modelli che vengono proposti, altri stili di vita che vengono assunti. No, non sono quelli voluti dal Signore. E dove non c'è la volontà del Signore, non c'è la benedizione, non c'è la pace, non c'è la realizzazione piena. Ci occorre la natura alla grazia del Signore, pregare intensamente, specialmente oggi, festa della Santa Famiglia, perché tutte le nostre cristiane siano avvolte, compenetrate dall'azione vivificante dello Spirito Santo. E con tanta gioia rinnoviamo la nostra professione di fede, la nostra adesione al Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore degli terra, visibili. Credo, Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. La risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con il cuore in festa celebriamo la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, vero modello di tutti noi. Preghiamo insieme e diciamo: proteggi le nostre famiglie. Per la grande famiglia di Dio, la Chiesa, realizzi il suo intero di un'umanità riconciliata e irradi attorno a sé lo spirito del Vangelo. Preghiamo. Proteggi, o Padre, le nostre famiglie. Responsabili della società civile, sostengono con convinzione le famiglie, assicurando loro il sostegno necessario per far fronte ai propri compiti adeguato e dignitoso. Preghiamo. Proteggi le famiglie emarginate, socialmente afflitte da differenze e discordie, per trovino conforto e solidarietà. Preghiamo. Proteggi le nostre famiglie. Per la vita umana, dono e capo sia della sua esistenza e le nostre famiglie. Per le nostre famiglie, della Santa Famiglia, illumini la nostra vita nelle giove. Della pace, della ancora preghiamo, Dio Padre, le nostre famiglie. Padre di misericordia, ascolta questa tua oggi ti rende grazie per i beni ricevuti nell'anno che si chiude e ti chiede di proteggerla ancora. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Amen. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana divengano un'offerta gradita
Onnipotente. Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione e per l'intercessione della Vergine Madre e di San Giuseppe ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie nella tua grazia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che nostra desunta dal Verbo. La natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. E bene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo e con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore, che ci ha comandato di celebrare te. Egli lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di lo diede ai suoi discepoli. Tutti è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offesa la vittima in nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri che tu hai redento. Ascolta la preghiera che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi misericordioso tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E come famiglia di Dio ci rivolgiamo al che Gesù, Padre, che sei, sia santificato, venga, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la mia pace. Ai della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli del Dio della pace, datevi un segno.
segno di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Lui che toglie i peccati, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di la parola, e io sarò salvato. I santi di Cristo custodiscano per la vita eterna. Canto numero 326. O sommo creatore, o luce inaccessibile, hai redento il mondo, ascolta questa supplica. Per espiare il male, nascesti dalla Vergine, e ti donasti al Padre in croce pura vittima. Al tuo ritorno ultimo noi ti preghiamo, giudice, rivelaci il tuo amore e dal maligno salvaci. Gloria, onore e all'unigenito e dall'eterno amore, gloria per i secoli. Amen.
Preghiamo. Padre clementissimo, che ci nutri con questi sacramenti, concedi a noi di dire con gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove della vita la sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Oggi è anche l'ultimo anno, ecco, è un dovere per tutti noi ringraziare il Signore per quanto ci ha donato. Tanto del Tedeo faremo qui in santuario il Vespa alle ore 16, sarà la Santa Messa delle ore 17. Domani l'Eternità di Maria Santissima. Le Sante Messe avranno l'orario festivo 7:30, 9:30, 11 e 17. Ogni celebrazione inizierà con il canto del Veni Creator, invocando lo Spirito Santo sul nuovo anno. A tutti l'augurio dai frati che animano il santuario di un buon anno nuovo nel Signore. Il Signore sia con voi e vi accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio. Chiamo il Signore con la nostra vita, pace. Il nostro grazie al Signore si manifesta in questo canto numero 194. Grazie Signore, rendiamo grazie a te che regni secoli eterni, perché ci hai dato la fede. Grazie Signore, diamo grazie a te che regni nei secoli eterni, perché ci hai dato il tuo amore. Grazie Signore, rendiamo grazie a te che regni nei secoli eterni. Le colpe. Grazie Signore, rendiamo grazie a te